Ad Agrigento il PD non ha scritto una pagina lineare, prima Lessi, poi Firetto, ecco, a bocce ferme, qual è la sua analisi? Noi abbiamo provato a costruire inizialmente una coalizione di centrosinistra allargata ad altre forze che di centrosinistra non erano. Poi le primarie abbiamo anche provato a trovare una candidatura che fosse diciamo, condivisa da tutto lo schieramento, non ci siamo riusciti per diverse ragioni, alla fine le primarie hanno dato quel risultato e per una serie di vicende che tutti avete seguito attraverso gli organi di informazione si è ritenuto di fare un percorso diverso con alla fine l'approdo alla candidatura di Firetto. Però se nella coalizione Agrigento 2020 c'era Forza Italia camuffata, adesso nella coalizione che sorregge Firetto c'è l'NCD di Alfano, che certamente non è un partito di centrosinistra. Ma nella coalizione Agrigento 2020 non c'era Forza Italia camuffata, c'era un pezzo di Forza Italia, nel senso che c'era stata una spaccatura in quel partito e una parte, quella che aderisce al patto per il territorio, aveva deciso di fare questo percorso con la coalizione di centrosinistra. Adesso il progetto di Firetto è un progetto civico fondamentalmente, quindi aderiscono forze politiche e anche forze civiche, quindi non si può qualificarla diciamo, politicamente. Bellini che si era sacrificato alle primarie sarà premiato eventualmente. Ma Bellini non si era sacrificato, Bellini ha avanzato una candidatura sostenuta dal partito, quindi non è un sacrificio, era un misurarsi con la prova del voto e quindi così come non si è sacrificato non c'è motivo di premiarlo. A Raffadali allo sprint finale siete riusciti nell'operazione di unire due candidati, ecco, che chance ha il Partito Democratico di restare alla guida di Raffadali? Io credo tante perché il candidato che è Piero Giglione è un candidato giovane ma anche di grande esperienza. Ha diretto e dirige organizzazioni di imprese, quindi ha già una cultura del risultato, nel senso che si misura quotidianamente con i problemi del mercato, quindi deve portare risultati. Alla guida del Comune di Raffadali può dare un grande contributo e poi perché la coalizione è larga, è una coalizione composita, in larga misura è quella che aveva sostenuto Giacomo Di Benedetto e lo aveva portato alla vittoria, si è aggiunto anche l'NCD, quindi è una bella coalizione, un bel candidato, credo che potremo vincere.